si schianta contro un tir, terribile incidente nel pomeriggio lungo la Romea, Codevigo, morti tutti e tre gli uomini che si trovavano nella vettura, traffico in tilt. Depositate le motivazioni della sentenza di ergastolo per Filippo Turetta, non accettava l'autonomia di Giulia, l'esclusione dell'aggravante della crudeltà, coltellate alla cieca. Ospite a Ring questa sera Chiara Giuliano, l'assessora di Dolo che ha sventato un tentativo di stupro. Dopo la mia testimonianza racconta altre donne hanno avuto il coraggio di denunciare. Omicidio di Fontana Freida, domani gli interrogatori e le udienze di convalida per il killer e il padre. La lotta dei carabinieri alla criminalità in provincia di Vicenza, una nostra troupe è salita sul loro elicottero per documentare una maxi operazione. Poco più di 2 mesi alla Dunata Triveneta delle Penne Nere che festeggerà i 100 anni della sezione di Conegliano, attese 40.000 persone. La Biennale Cinema assegna il Leone d'Oro alla carriera al leggendario regista tedesco Werner Herzog, da Fitzcarraldo a Nosferatu fino a Grizzly Man, il poliedrico percorso di un visionario che ha raccontato il rapporto tra uomo e natura. Benvenuti all'appuntamento con l'informazione regionale, le notizie che arrivano da tutto il Veneto. Apriamo però ricordandovi il nostro sondaggio, come di consueto, un sondaggio di cui l'esito poi verrà comunicato questa sera durante la nostra puntata di Ring, un sondaggio che abbiamo lanciato già nella prima edizione del nostro TG. Eccolo qui, Bannacci, vice segretario della Lega. Se siete d'accordo chiamatelo 0422 162 6691, se invece non siete d'accordo 0422 1626 690, come ho detto l'esito del sondaggio questa sera a Ring. Ora la cronaca che ci porta purtroppo a raccontarvi di altro sangue lungo le strade del Veneto, perché 3 persone sono morte oggi pomeriggio lungo la Romea. E secondo una prima ricostruzione l'auto all'altezza di Codevigo avrebbe tentato un sorpasso, il camion ha cercato di schivarla non riuscendoci. La parte anteriore dell'auto ingoiata dalle lamiere del guardrail, quel che resta della Renault Scenic che si è trasformata in una gabbia mortale. L'ennesimo incidente stradale questo pomeriggio, poco dopo le 15, lungo la strada statale Romea all'altezza di Crosara di Codevigo. A perdere la vita 3 uomini che si trovavano a bordo della vettura. Sembra che l'auto che viaggiava in direzione Chioggia si sia scontrata frontalmente dopo una manovra azzardata contro un tir che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato talmente violento che la macchina è stata sbalzata contro il guardrail. A bordo c'erano 3 uomini di 67, 66 e 52 anni. I 2 sessantenni residenti in provincia di Ferrara sono morti sul colpo, mentre il 52enne è stato trasportato con l'elicottero in ospedale a Padova. Le sue condizioni però erano parse fin da subito disperate ed è deceduto poco dopo. Ferito leggermente il conducente del mezzo pesante. Sul posto è arrivata la polizia stradale di Pieve di Sacco per i rilievi e i carabinieri per deviare il traffico lungo le strade alternative. La dinamica dello schianto verrà chiarita dai rilievi, anche se sembra esserci all'origine un sorpasso. La viabilità lungo la Romea ha subito pesanti ripercussioni e si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni. Depositate le motivazioni della sentenza di ergastolo a carico di Filippo Turetta, non accettava l'autonomia di Giulia, l'esclusione dell'aggravante della crudeltà, poi coltellate alla cieca perché Turetta era inesperto. Io soffrivo di questa cosa e volevo tornare insieme, lei non voleva e quindi non so, mi faceva arrabbiare che non volesse, volevo che il nostro, non so, tra virgolette, il nostro destino fosse lo stesso per entrambi. Filippo Turetta non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise di Venezia nelle motivazioni della condanna all'ergastolo pronunciata il 3 dicembre scorso. A motivare la sentenza l'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e degli abbietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli, dettati da intolleranza per la libertà di autodeterminazione
determinazione della giovane donna. Con Filippo Giulia non voleva più stare, aveva voltato pagina e portava avanti la sua vita. La laurea era ormai prossima. Il sabato precedente, l'11 novembre 2023, il piano di Turetta, premeditato, ha brutalmente interrotto quel percorso. Ho ipotizzato questo piano, questa cosa, di rapirla con me, stare qualche tempo un po' insieme, poi farle inevitabilmente del male sì, togliere la vita. Ma le ammissioni di Turetta per i giudici che lo hanno condannato all'ergastolo sono state insufficienti. Il 23enne di Torreglia si è limitato ad ammettere solo le circostanze per le quali vi era già ampia prova in atti e anzi in più fasi ha apertamente mentito per nascondere gravi circostanze a suo carico, come emerge dalle intercettazioni delle conversazioni in carcere tra lui e i genitori. Di contro, i magistrati spiegano perché non è stata riconosciuta l'aggravante della crudeltà. La dinamica dell'omicidio di Giulia non permette di desumere con certezza e al di là di ogni ragionevole dubbio che Filippo Turetta volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive. Il numero di coltellate, 75, non è sufficiente a provarlo. Non sarebbe stato un modo per infierire crudelmente o far scempio della vittima, ma conseguenza della inesperienza e della inabilità di Turetta, che a processo raccontava così quegli istanti. Io ricordo che avevo il coltello in mano, a un certo punto avevo solo il manico, quindi non so, in qualche modo deve essersi rotto, forse l'ho colpita, forse ho colpito il pavimento. Turetta ha colpito alla cieca fino a quando ha capito che Giulia era morta. Un'aggressione durata complessivamente 20 minuti, lasso di tempo durante il quale Giulia ha avuto la possibilità di percepire l'imminente morte. Ma del fatto che la prolungata agonia sia stata voluta da Turetta per far soffrire ulteriormente la ragazza, per i giudici non c'è prova. Un delitto dopo il quale il ragazzo ha tuttavia mantenuto lucidità e razionalità, dimostrata dalla chiara e innegabile volontà di nascondere il corpo in modo quantomeno da ritardarne il ritrovamento. Infine l'aggravante dello stalking, esclusa perché gli atti persecutori ebbero una cornice temporale circoscritta e non ingenerarono nella studentessa di Vigonovo uno stato di ansia, di paura per la sua incolumità. Ed ora l'omicidio di Fontana Fredda, domani gli interrogatori e le udienze di convalida per Roger Sciota, autore materiale del delitto, e del padre Pren. Il primo sarà sentito in carcere a Treviso, l'altro a Pordenone. Roger Sciota, 34 anni, secondo il legale l'avvocato trevigiano Guido Galletti, non sarebbe nelle condizioni fisiche e mentali di rispondere alle domande del magistrato. È molto provato, ha spiegato il difensore, con tutta probabilità si avvarrà della facoltà di non rispondere. L'uomo, incensurato, è stato accusato di omicidio premeditato, porto abusivo di armi e ricettazioni. L'udienza di convalida sarà nel carcere di Treviso, dove è stato portato dopo essersi costituito ad Orsago presso l'azienda del suo datore di lavoro. Nelle stesse ore verrà sentito anche il padre Pren Sciota, che si trova a Pordenone con l'accusa di concorso in omicidio. Intanto le indagini dei carabinieri per verificare come il 34enne sia venuto in possesso della beretta 765 sparita da Magnacavallo in provincia di Ravenna e utilizzata per uccidere Vladimir Topiana, albanese 43enne, raggiunto da 3 colpi, uno dei quali alla testa. Nel luogo del delitto, davanti al bar, le tracce di una tragedia che si è consumata in un attimo. Recuperato anche il bossolo che si era conficcato in un'azienda accanto al locale. Ieri, facendo le piccole pulizie, perché hanno lasciato il tappetino che era sporco, buttarlo via, abbiamo aperto le grate e abbiamo trovato un proiettile deformato sulla pista dei binari, insomma. Il movente del delitto potrebbe essere una proprietà contesa in Albania, un contenzioso che sarebbe arrivato fino in Italia, ma su questo ci sono indagini ancora in corso. Intanto la ricostruzione del delitto sembra chiara. La vittima si trovava al bar assieme a 2 amici quando in zona è arrivata la Passat bianca con a bordo i 2 Sciota, anch'essi albanesi residenti nel Pordenonese. In un attimo è iniziata una lite furibonda. Gli amici di Topiana hanno tentato di dividerli senza riuscirci. Poi tutto è degenerato. Il 43enne
63enne, ha morso Pren, 66 anni, all'orecchio, tanto da mozzarglielo. A quel punto il figlio ha estratto la pistola ed ha fatto fuoco, lasciando la vittima a terra in una puzza di sangue. Dopo aver fatto scendere il padre nella frazione di San Michele, dove i carabinieri lo hanno rintracciato, si è diretto verso Orsago ed ha suonato al suo datore di lavoro, che lo ha convinto a costituirsi. All'arrivo dei carabinieri ha ammesso l'omicidio. La pistola era ancora in macchina. Ora si è chiuso nel silenzio. A Fontana Fredda i cittadini sono ancora sotto shock, così come ad Orsago, dove nessuno riesce a capacitarsi di come un giovane incensurato, considerato tranquillo e lavoratore, si sia armato e abbia fatto fuoco. Ancora cronaca, di sicuro c'è solo che si sono picchiati con enorme violenza, ma non c'è certezza sul perché in via Piave sia scoppiata la furiosa rissa tra due africani, di cui uno era a passeggio con la compagna e la figlia piccola. Molta gente è uscita fuori per vedere quello che stava succedendo, anzi noi e anche altra gente, dopo si è creata una piccola folla, diciamo. Le strade hanno chiuso, poi sono intervenuti i carabinieri che a loro volta hanno cominciato a dare a quella persona nera lì che non riusciva ancora a sopprimere la sua rabbia, perché poverino magari avrà subito un'ingiustizia senza motivo. Sono uscite di corsa a vedere cosa stesse succedendo in strada le persone che si trovavano dentro il centro islamico di via Piave, teatro dell'ultima parte di una furiosa rissa tra un tunisino che poco prima passeggiava con la compagna e la figlia piccola e un uomo di colore. Samrat Abdullah è tra coloro che hanno assistito a questo episodio di violenza e nelle ore seguenti, anche sentendo il vicinato, ha cercato di ricostruire cosa fosse accaduto. C'era questa persona di colore che era in bicicletta, che stava passando quindi, accanto a loro, quindi per strada, stava passando con la bicicletta. Poi il signore, cioè il marito di questa famiglia, gli spruzza in faccia qualcosa e lui non capisce come mai. Certo è che da un piccolo episodio è scoppiata una rissa furibonda che da via Edmondo de Amici si è arrivata in via Piave fino a provocarne la chiusura al traffico. Sia il tunisino, quell'uomo, e sia questa persona di colore si danno di santa ragione. Iniziano la rissa da quell'angolo lì e finiscono qua. Certo. Quindi lui prende le botte, anche le dà. E a un certo punto arrivano i militari, perché magari sono usciti da lì perché c'era la zona militare, sì. E in tre non riescono a fermare questa persona di colore perché continua a dire che non ha colpa, cioè continua a dire che lui ha subito un torto. Entrambi gli uomini avevano addosso evidenti segni della lotta, racconta Samrat. Naturalmente spetta agli inquirenti chiarire i fatti nello specifico, ma è inevitabile che nel quartiere un fatto così violento abbia stimolato l'interesse dei residenti a capire cosa fosse successo. Mi è sembrato che una famiglia che cammina pacificamente viene aggredito da una persona malvagia di colore straniera senza motivo, però il motivo c'è. E ora la lotta contro la criminalità e la diffusione dei reati in provincia di Vicenza da parte dei carabinieri. Anche una troupe di Rete Veneta è salita oggi sul loro elicottero per documentare una maxi operazione. Lotta alla criminalità e ai comportamenti irregolari che infrangono la legge. Quotidianamente i vicentini assistono impotenti a ripetuti episodi delittuosi che minano il senso di sicurezza. Per questo da tempo i cittadini chiedono sempre più insistentemente alle forze dell'ordine maggiori controlli. Oggi i carabinieri del nucleo provinciale hanno disposto una maxi operazione che ha interessato i comuni a nord del capoluogo. 90 uomini, 45 pattuglie hanno messo in campo simultaneamente quello che effettuano quotidianamente. Un elicottero del 14° nucleo del reparto volo di Belluno ha permesso di documentare dall'alto le diverse operazioni, da Vicenza a Bassano del Grappa, passando dalla Valle del Chiampo attraverso Schio e Tiene. Insieme al nucleo ispettorato del lavoro e ai carabinieri forestali stiamo controllando e stiamo facendo delle verifiche sia in aziende che in attività commerciali per eventuali violazioni in normativa sulla misura di lavoro. È un'attenzione particolare alle truffe, dove oggi registriamo un incremento di questi reati e molte volte proprio attraverso questi servizi vengono captati, intercettati le persone che a terra
hanno già magari truffato degli anziani oppure sono in procinto di farlo. Sono stati controllati inoltre allevamenti ed esercizi commerciali per verificare il rispetto della normativa ambientale. Controlli campione inoltre lungo le principali arterie stradali per scoraggiare i reati predatori. Una dimostrazione dell'operatività che vuole rafforzare soprattutto il senso di sicurezza percepita della cittadinanza, che non viene quotidianamente tenuta al corrente della complessa gestione complessiva del lavoro di prevenzione dei reati. Stiamo sorvolando Bassano, che è territorio molto delicato perché è al confine anche tra la provincia di Padova e direzione Trento, dove poi si arriva anche verso gli altopiano di Asiago. Per noi, per il controllo del territorio è sempre fondamentale, come dicevamo e come state vedendo, il controllo delle arterie stradali, soprattutto della pedemontana. Per la cronaca, i numeri dell'operazione hanno visto l'identificazione di 337 persone, il controllo di 286 veicoli e elevate 12 sanzioni al codice della strada. Una persona è stata denunciata per il possesso di 5 involucri contenente 9 grammi di hashish e altri 8 grammi di marijuana. Inoltre sono state elevate 2 sanzioni rispettivamente di 14.000 euro e 9.000 euro per la violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la sospensione dell'attività. E ora voltiamo pagina al governo e al lavoro per riportare a casa Alberto Trentini, lo ha assicurato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso di una telefonata ad Armanda Colusso, la madre del cooperante italiano originario del Lido che dal 15 novembre dell'anno scorso si trova detenuto in carcere a Caracas in Venezuela. Il contenuto del colloquio, confermato da fonti di Palazzo Chigi, è rimasto comunque riservato. E al Vinitaly di Verona continua a tenere banco il tema dei dazi, ma stando ai numeri il Prosecco potrebbe uscirne senza troppi danni. A Verona per noi Lucio Zanato. Penultimo giorno di Vinitaly qui a Verona e la prima notizia è che si respira aria positiva. Perché? Perché c'è una bella presenza di buyer americani, ma buyer anche da tutto il mondo, cioè quindi compratori. Significa quindi che il mercato sta tirando ed è il primo segnale che deve arrivare dopo giorni di tensioni e di timori per quanto riguarda i dazi americani. L'altro dato invece che vogliamo approfondire è quello del valore di questa incidenza del dazio per quanto riguarda i nostri vini. Allora siamo con Franco Passador, amministratore delegato delle cantine Vivo, che ricordiamo è una delle più grandi cantine italiane. Intanto qual è la sensazione a un giorno dalla chiusura di questo Vinitaly 2025? La sensazione è positiva, nettamente positiva, perché oltre ad operatori nazionali abbiamo una buona affluenza di buyer americani, ma anche del continente asiatico, giapponesi e via dicendo, quindi bene, complessivamente molto bene. Ecco, voi avete fatto anche un calcolo su quanto inciderà il dazio, ad esempio, su una bottiglia di Prosecco DOC in America? Certo, sì, abbiamo fatto queste valutazioni. L'incidenza dei maggiori dazi introdotti dal presidente Trump sarà di circa €1, €1,50 la bottiglia. Quindi non un grande prezzo, quindi paradossalmente potremmo andare a occupare invece spazi di altri vini, mi viene in mente lo champagne che costa molto di più. Sicuramente si apre una fascia nel segmento spumanti molto ma molto interessante per il nostro Prosecco, una fascia con un prezzo più abbordabile, passatemi questo termine, e credo che questo potrà sicuramente lenire il problema dazi. Quindi dal Vinitaly 2025 qual è il messaggio ai nostri produttori ma anche al mondo che ruota attorno a questo prodotto, cioè il Prosecco? È un messaggio positivo, è un messaggio che mi sento di dire: manteniamo la calma, manteniamo la fermezza, sviluppiamo le nostre attività commerciali anche in altri mercati, ma credo che ce la faremo anche questa volta verso un risultato positivo. E mancano poco più di 2 mesi alla Dunata Triveneta degli Alpini, che festeggeranno a metà giugno i 100 anni dalla fondazione della sezione di Conegliano. I preparativi ormai vanno avanti da almeno 6 mesi.
3 giorni di festa, mancano 2 mesi alla Dunata Triveneta degli Alpini e Conegliano, che festeggia i 100 anni della sua sezione, il 13, 14 e 15 giugno sarà pacificamente invasa da 40.000 amici delle Penne Nere. Il lavoro di preparazione è iniziato più di 6 mesi fa. La sezione di Conegliano conta 5.200 iscritti, coinvolge 17 comuni e 30 gruppi e per salutare questo traguardo, alla Dunata di giugno sfileranno per il centro di Conegliano almeno 15.000 alpini. Un format che da mesi vede gli alpini concentrati in eventi culturali che si sono proseguiti in questi mesi qua. Ci saranno 3 giorni incredibili per Conegliano, per cui venerdì e sabato in preparazione, poi la domenica la sfilata. Un messaggio ai giovani per far capire che i valori degli alpini non sono, come qualcuno vorrebbe far credere, valori anacronistici, ma sono valori che oggi più che mai possono essere alla base della crescita di ognuno di noi. Abbiamo delle sezioni anche in centro-sud Italia che saranno presenti a questo centenario, quindi ci sarà un lustro notevole da parte delle sezioni nazionali e anche straniere, perché so che arriveranno anche dalla Svizzera, dalla Germania, dalla Francia. Una Dunata per ricordare anche i vecchi, gli alpini che non ci sono più e per celebrare quello che è un patrimonio dell'UNESCO da luglio del 2019. Abbiamo ancora numeri consistenti, stiamo lavorando anche con le truppe alpine, quindi i ragazzi che entrano nel corpo degli alpini si tesserano con noi, quindi lo stato di salute è ottimo proprio per tutte le iniziative che vengono fatte dalle nostre sezioni in Italia e dai gruppi. Enorme l'impegno dei volontari, saranno oltre 200 per garantire la sicurezza insieme alle forze dell'ordine. È un impegno soprattutto anche per i volontari che prendono parte, in quanto sacrificano la loro festa per riuscire a garantire un'adeguata cornice di sicurezza all'evento. Il momento clou la domenica mattina, dalle 7 l'ammassamento delle Penne Nere, poi il via alla sfilata, previste modifiche alla viabilità e sul sito della sezione le mappe interattive con tutte le informazioni. È iniziato il conto alla rovescia. Ed è stato attribuito al regista tedesco Werner Herzog, autore di capolavori come Aghir, Furore di Dio, Fitzcarraldo e Nosferatu, Principe della Notte, il Leone d'Oro alla carriera dell'82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia. Sono profondamente onorato, ha dichiarato Herzog, di ricevere il Leone d'Oro alla carriera dalla Biennale di Venezia. Ho sempre cercato di essere un buon soldato del cinema. È davvero tutto per questa edizione del nostro notiziario regionale. Grazie per averci seguito. Arrivederci.